Riunione della Commissione Sviluppo Strategico del Libero Consorzio di Agrigento. L'organismo ha parlato della questione aeroporto, sulla quale il ministro Matteo Salvini ha detto: stiamo studiando il piano di fattibilità e sostenibilità. Nel corso dell'incontro è emersa la necessità che possa darsi corso in tempi brevi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'aeroporto, per il quale, ricordiamo, sono necessari ben 5 milioni di euro. Adesso il problema è che qualcuno se ne faccia carico. Il presidente della commissione, Stefano Castellino, ha lanciato l'idea di un affidamento dello stesso tramite una gara, mentre Piero Amel ha suggerito che il Libero Consorzio possa anticipare le somme necessarie da recuperare poi a progetto finanziato. Pare, ma non ci sono notizie ufficiali che il Ministero possa essersi espresso circa il sito che potrebbe ospitare la struttura aeroportuale. Ricordiamo che sono tanti i dati che ha chiesto il Ministero sul progetto dell'aeroporto da fare eventualmente sorgere nella piana di Licata. E a tal proposito si dovrà produrre una convincente mole di dati sull'analisi costi-benefici, il dettaglio dei costi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, l'effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell'isola. Insomma, seppur una lodevole e ottima idea, si resta un po' perplessi con il Ministero che da un lato lascia intendere che potrebbe concedere l'autorizzazione, ed è una posizione di equilibrismo politico, ma dall'altra chiede informazioni che potrebbero ad una successiva valutazione infrangersi sui numeri e vanificare il tutto, liquidando il sogno agrigentino di avere una struttura aeroportuale.